Serie B-Win. Tutti i colori della passione. L'Empoli è riduce da 3 sconfitte consecutive e non segna da 217 minuti. Il portogruaro, inchiodato sul fondo della classifica, non ha mai vinto fuori casa in questo campionato. 10 trasferte, 8 sconfitte e 2 pareggi. Insomma, le due squadre che si affrontano al Castellani di Empoli per la 19ª giornata di Serie B-Win non stanno certo affrontando un buon periodo. Entrambe in cerca di riscatto giocheranno sotto gli occhi dell'arbitro Corletto di Castelfranco Veneto, coadiuvato da Carretta e Vivenzi, quarto uomo Penno. Al 6° minuto è l'Empoli a farsi vedere dai parti di Rossi, Coralli per Foti, Foti entra in area ma si allunga troppo la palla, esce il portiere del portogruaro e fa sua la sfera. Al 22° punizione per il portogruaro, Scozzarella sulla palla, la sfera a giro alla sinistra di Andanovic sul fondo, sfiora l'incrocio alla sinistra del portiere dell'Empoli. Al 26° un corner ancora per il portogruaro. La palla arriva in mezzo dalle retrovie, Tarana ci prova la sua conclusione, bello il movimento ma la conclusione finisce sul fondo. Al 34° è l'Empoli a farsi vedere dalle parti di Rossi con Fabrini che scende sulla sinistra, la palla in mezzo, libera la difesa ma la palla è ancora lì per Cesaretti, Cesaretti entra in area, il suggerimento per Coralli che impatta debolmente, Rossi fa sua la sfera. Il tecnico del portogruaro Agostinelli. Secondo tempo la palla all'Empoli, inquadrato anche Aglietta. Al 79° la punizione di Lazzari, ci prova, va di fuori dalla distanza, rimpallato e poi Soriano a segno e Empoli è in vantaggio al 79°. Vediamo ancora la punizione di Lazzari, la respinta di Rossi dalla distanza, Valdifiori ci prova, respinto dalla difesa del portogruaro e poi il gol di Soriano. Vediamo ancora l'uscita di Rossi, Soriano nato in Germania ma di origine italiana, italianissimo, cresciuto nel Bayern Monaco. All'87° la palla per Cunico che pareggia, il capitano del portogruaro, la spizzata di Madaschi lo serve involontariamente e così il capitano del portogruaro pareggia il conto. Vediamo ancora il corner, la spizzata di Madaschi e poi Cunico a segno, pareggio 1-1. Non è ancora finita perché al 90° Coralli per Foti che chiude l'angolo ed è il gol dell'Empoli che torna in vantaggio. Foti anche lui in prestito dalla Samp. Vediamo ancora il lancio di Coralli per Foti che di sinistro chiude benissimo e batte Rossi. Vediamo ancora la postulazione, il gol del 2-1 per l'Empoli. Al 90° punizione di Tarana, la palla a Cunico, conclusione, la rete, il tocco è di Altinier ed è il 2-2, il portogruaro si riporta in pareggio. Rivediamo ancora la punizione di Tarana, la palla che viene impallata, arriva a l'ultimo a toccarlo, vediamo che esulta è Altinier e al 94° in contropiede ancora il portogruaro, schiavonato per Andanovic ed è il 3-2 al Castellani. Il portogruaro si porta così in vantaggio, che vediamo ancora Schiavon che batte con freddezza Andanovic, prima vittoria in trasferta per Agostinelli da qualche settimana alla guida del portogruaro che batte 3-2 l'Empoli al Castellani e adesso non è più solo in fondo alla classifica.